Appuntamento domani a Porto Empedocle alla Torre Carlo V, l'associazione Oltrevigata di Porto Empedocle torna a organizzare una nuova manifestazione, adesso in occasione dei 150 anni della nascita di Luigi Pirandello. Proprio così, per noi di Oltrevigata sicuramente è un grandissimo onore poter festeggiare il 150° anniversario della nascita di Pirandello e lo facciamo con un annullo filatelico insieme alle Poste Italiane, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, dell'ARS, dell'Assessorato ai Beni Culturali, della Capitaneria e degli studi filologici di Palermo e dell'Università di Palermo. Chiaramente per noi, come dicevo prima, è un momento molto importante, anche perché questo annullo è l'unico in Italia, non è stato fatto nessun francobollo e quindi mi sembra doveroso aver pensato a questo momento di commemorazione del grande premio Nobel agrigentino. Contestualmente ci sarà anche la mostra di Michelangelo Lacagnina, un maestro pittore nisseno, che ha tra l'altro disegnato l'annullo filatelico, quindi il timbro, che verrà successivamente all'incontro dibattito che sarà alle 10:30 alla Torre Carlo V, come dicevamo prima, e tra l'altro anche cade in un momento particolare, cioè il sabato di San Calogero di Porto Empedocle. Quindi è davvero un grande momento di incontro. È una manifestazione che l'associazione Oltrevigata ha organizzato col patrocinio gratuito del Comune. È una manifestazione che noi abbiamo fortemente voluto e che abbiamo portato a Porto Empedocle. Questo chiaramente ci dà un grande prestigio e speriamo da adesso in avanti, come in passato, di continuare con queste manifestazioni e dare lustro al nostro Paese.